Siamo con Francesca Boscolo Gemello alla sua seconda mostra personale qua allo studio G1 in Calle San Giacomo a Chioggia. Da quanto ho capito uno stile completamente diverso rispetto alla prima mostra, uno stile in evoluzione, un'evoluzione che si vede già ancora all'interno della mostra stessa. Tu sei un autodidatta. Sì, adesso è da un anno che sto seguendo un pittore, Silvio Zago, con il quale quest'anno ho potuto sperimentare la spatola, l'olio con la spatola. Quindi tutti i lavori che sono qui presenti sono lavori fatti con la spatola principalmente. Evoluzione sì, perché io nasco principalmente da autodidatta e con tanta voglia di imparare, di evolvermi, e di scoprire sempre E tecniche. di esprimerti. Esatto, di esprimermi e soprattutto di cercare quella combinazione che arriva dalla mia mente alle mie mani. Ecco, devo trovare l'incastro giusto e quindi poter imparare. Questa mostra si chiama Timidamente Me. Timidamente me nasce da questo. A me piace vedere l'etimologia delle parole. Timidamente, se tradotto dal latino, significa temere, tradotto dal greco può significare anche avere stima. E quindi io mi pongo timidamente perché non sono una persona timida, ma nel campo dell'arte mi pongo a piccoli passi, quindi timidamente, ma tutto quello che sto facendo mi rende fiera, quindi sono fiera di me stessa. Beh, un ottimo inizio anche. Mi hai anche spiegato questi due gabbiani dorati che vanno a conclusione, vanno diciamo a completare questa tua espressione. Vuoi raccontarli anche ai nostri ascoltatori? Certo, partecipo a un primo concorso a Vanno le Terme dell'Arte portando questo quadro che è il Ponte di Vigo, attraverso il quale io volevo esprimere, si intitola Silenzio il quadro, volevo esprimere proprio la pace, la tranquillità e questo quadro vince, al che il giorno dopo mi cade e si fanno due fori che in questo momento sembrano due gabbiani, ma che non sono due gabbiani. Decido di provare a rattoppare con le varie tecniche che mi hanno insegnato, ma non ero soddisfatta del risultato. Allora penso alla tecnica giapponese quando si riassestano i cocci e vengono ridefiniti con l'oro zecchino. Francesca, tu vai a ricucire queste cicatrici con il filo dorato, perché nonostante la tua vittoria io voglio che in questo quadro rimanga il segno delle tue fragilità, delle tue cadute, dei tuoi rialzi, delle tue debolezze, di tutto ciò che sei. Quindi per me aumenta di valore e di significato. Esattamente, gli ha dato un significato completamente diverso da quello con cui l'avevi costruito inizialmente. Assolutamente, sì, sì, sì. Dimmi fino a quando resterà aperta la mostra? Allora, io sarò qui fino al 31 ottobre, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 e la domenica ci sono anche le mattine dalle 10 a mezzogiorno. Per cui invitiamo tutti i nostri ascoltatori a venire a dare un'occhiata a queste opere che sono originali e mostrano tanta freschezza. Grazie, grazie mille, vi aspetto. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.